E bufera sulla legge regionale che prevede la precedenza per l'accesso agli asili nido comunali alle famiglie residenti in Veneto da almeno 15 anni, dure le accuse di tutti i sindacati alla Regione, interrogazione al Ministro dell'Istruzione. Da senza tetto a imprenditori, grazie a un bando regionale, così 2 trevigiani finiti in strada potranno ricominciare. La loro cooperativa impiegherà proprio senza dimora, l'idea da un volantino preso in mano al centro per l'impiego. Molti dubbi sulla morte del 38enne ripescato agonizzante nel fiume Tergola a Vigonza. Poche ore prima della tragedia era stato visto litigare con 2 persone, si rafforza l'ipotesi dell'omicidio. A Treviso, dopo le polemiche contro Michelana, il sindaco Manildo corre ai ripari, nomina un nuovo assessore e apre la strada a una nuova delega, quella della bellezza. Nasce una nuova formazione del centrodestra italiano, stamattina il battesimo ufficiale di Direzione Italia, una lunga gestazione per il partito che ha tra i fondatori Remo Sernagiotto. Da oggi i residenti della Stanga si riuniscono in via Anelli a Padova, luogo simbolo del degrado, per raccogliere proposte da portare ai candidati sindaco delle prossime amministrative. Il mondo dello sport non solo festeggia i 50 anni di Roberto Baggio, uno fra i più grandi calciatori di tutti i tempi, da tempo lontano dai riflettori, resta icona e simbolo dell'Italia calcistica. Buonasera a tutti voi dalla redazione regionale di Antenna 3. Avete sentito dei nostri titoli. In apertura c'è la bufera sulla proposta, sulla legge regionale che prevede la precedenza per l'accesso agli asili nido comunali alle famiglie residenti in Veneto da almeno 15 anni. Dure le accuse di tutti i sindacati della regione ed è partita anche un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione. Tutti i particolari nel servizio. È bufera sulla legge regionale che prevede la precedenza per l'accesso agli asili nido comunali alle famiglie residenti in Veneto da almeno 15 anni. Dure le accuse di tutti i sindacati alla regione. Durissime quelle della CGIL, che parla di becera deriva razzista sulla pelle dei bambini. La deputata PD Daniela Sbrollini ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli per invitare il Governo a impugnare la norma di fronte alla Corte Costituzionale, mentre dall'opposizione in Consiglio regionale spiegano come si potesse favorire chi risiede in regione da più tempo senza arrivare a simili estremi. Noi avevamo in ogni caso suggerito di compilare la graduatoria e nella graduatoria dare un punteggio per chi ha 8 anni di residenza o di lavoro nel Veneto. Quello sarebbe stata una compilazione della graduatoria, ma così abbiamo fatto una legge per saltare la fila. È assolutamente controproducente per le giovani famiglie che non da 15 anni ma da 14 anni sono residenti in Veneto. Ma stiamo matti? Il sindacato di polizia SIULP ha intanto scritto una lettera aperta al governatore Zaia sostenendo che la norma è ingiustamente penalizzante per gli agenti di nuova nomina, che per almeno 4 anni non possono essere assegnati nelle province d'origine o in quelle confinanti e quindi si ritrovano quasi sempre fuori regione senza parenti a cui affidare i bambini. Molto rumore per nulla secondo l'assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin, che spiega come le liste d'attesa per i nidi negli ultimi anni siano state quasi azzerate a causa della scarsa natalità. Posti liberi, assicura, ce ne sono in tutte le province per chiunque ne faccia richiesta. Spade sguainate a difesa della legge anche dai consiglieri della lista Zaia. Avere inserito questo criterio per le graduatorie per l'accesso agli asili nido pubblici non pregiudica assolutamente la possibilità per gli enti locali che già attualmente fanno delle graduatorie inserendo tutta un'altra serie di criteri. Da senza tetto a imprenditori, grazie a un bando regionale, così 2 trevigiani finiti in strada potranno ricominciare una nuova vita. Vediamo. Prima c'era tanto, adesso non c'è più niente. Ugo Benvenuto e Luciano Lucca, il primo ex imprenditore, il secondo ex manager. Buone scuole, lavori di successo, poi la crisi e qualche scelta sbagliata per Ugo, la malattia per Luciano ed entrambi sono finiti per strada. A fare lo dicono loro stessi, i barboni, ma a 57 e 63 anni si sono inventati come rialzarsi accedendo a un bando regionale che con fondi europei, 11.000 euro, finanzierà la loro start-up, una cooperativa di servizi e piccole manutenzioni che impiegherà proprio dei senza tetto. L'idea da un volantino preso in mano al centro per l'impiego in provincia. La nostra iniziativa ha portato un po' di entusiasmo anche in tutti gli altri. È una grossa responsabilità perché tutti adesso si aspettano sta partenza, sta cosa, perché poi quando si vive questa situazione c'è una solidarietà al di là della religione, del colore della pelle.
Caritas e dormitorio, lì hanno incontrato anche Jimmy Piccolo e William Guizzetti, vittima e autore del delitto della stazione. Aveva veramente dei grossi problemi fisici eccetera, non doveva trovarsi lì. Come non doveva trovarsi lì l'altro ragazzo? Perché lui aveva molti problemi a livello mentale. Solo che qual è il problema? Metterli su dei centri eccetera è un costo. Per Ugo e Luciano si apre una terza vita dopo aver sperimentato il successo e la strada. È una quotidianità pesante, difficile, ma è una quotidianità di elemosina, di sussistenza, che non ti porta solo a lottare per mangiare e per dormire. A questo ti abitui se perdi le speranze, però non sei più una persona. Nel loro progetto ha creduto Don Carlo Velludo, parroco di Santa Maria del Sile, che ha prestato i soldi per pagare il notaio, ma per partire mancano all'appello ancora 4.500 euro, il deposito per l'affitto del capannone. Ugo e Luciano si sono rivolti al comune di Treviso. Aiutateci anche noi, anche perché la nostra cooperativa è formata solo da senza tetto e continua, e l'idea nostra, che sarà sempre quella, è di mantenere tutti senza tetto, cioè aiutare quelli in difficoltà come noi. A sperare che finalmente per il figlio qualcosa cambi, la mamma 94enne di Luciano. Il mio pensiero, a mia età, vorrei morire più tranquilla, che adesso non dormo neanche di notte. Ora andiamo nel Padovano, molti dubbi sulla morte del 38enne ripescato agonizzante nel fiume Tergola a Vigonza. Poche ore prima della tragedia era stato visto litigare con 2 persone. L'ipotesi del suicidio sembra ormai essere stata scartata definitivamente. Molti dubbi invece restano sulla morte del 38enne senza fissa dimora, ripescato agonizzante dalle acque del fiume Tergola nella campagna tra Pionca e Peraga di Vigonza e poi morto all'ospedale. Sul viso ci sono segni evidenti, un taglio profondo sull'occhio sinistro e lesioni alla mandibola compatibili con colpi inferti con un oggetto contundente. Ferite sono state riscontrate anche sulle orecchie. Le ipotesi che prendono piede sono quelle dell'omicidio di un pestaggio finito male. In queste ore i carabinieri stanno interrogando alcuni conoscenti della vittima. Matteo Venturini, 38 anni, originario del Veneziano, risulta attualmente domiciliato in un campo nomadi di Santa Maria di Sala. Proprio da lì si era allontanato giovedì sera in compagnia di alcuni amici. Secondo alcuni testimoni, prima del ritrovamento del corpo agonizzante era stato visto litigare con un paio di persone proprio nel punto in cui poi è stato ripescato. Si attendono risposte dall'autopsia che dovrebbe essere svolta nelle prossime ore. Da Limena ora una storia che ha quasi dell'incredibile. Un uomo di 44 anni ha rubato un portafoglio a un carabiniere mentre si trovava in caserma, ma non gli è andata poi così bene. Sentiamo. Metto i gioielli nella cassaforte. Ah, no, non mi fido più delle cassaforti. Vieni, credo di avere qualcosa di meglio, guarda. Guarda lì. Che te ne pare, Oh, buono, Satana, buono! Lì sono al sicuro! Nessuno li prenderà mai lì! In agguato come Boldi, villaggio in scuola di Ladri, un padovano di 44 anni che non ha rinunciato al vizietto di rubare neppure nella caserma dei carabinieri di Limena, dove si trovava per la notifica di una denuncia a piede libero per lo stesso reato. Chiesto ai militari di andare in bagno, l'uomo non ha resistito alla vista dell'attaccapanni con le giacche e i cappotti dei carabinieri e ha sfilato da un portafoglio 160 euro in contanti, immediatamente nascosti nella biancheria intima. Conti fatti un po' troppo presto per il 44enne. Il militare derubato, infatti, si è accorto poco dopo del furto e ha fatto scattare il più classico degli allarmi. E se l'occasione fa l'uomo ladro, anche il fiuto del carabiniere vuole la sua parte. Individuato il sospetto, il 44enne è stato fatto spogliare, recuperato tutto il denaro, per lui è scattato l'arresto. Ora Mestre simulano una innocente passeggiata familiare, ma vengono fermati per un controllo dai carabinieri e vengono scoperti con un ingente quantitativo di droga. Arrestati Viaggiavano a bordo di una utilitaria assieme alla loro bambina di 7 anni. Marito e moglie, noti pregiudicati dell'area mestrina, credevano che la presenza della piccola potesse salvarli da un eventuale controllo di polizia, ma la paletta della pattuglia dell'Arma dei Carabinieri, impietosa, gli si è parata davanti e per loro non c'è stato scampo alcuno. Al passaggio dell'auto, l'uomo, un 43enne di origini napoletane da tempo con la patente revocata, è stato riconosciuto dai militari che l'hanno fermato. In macchina, oltre alla figlia, anche la moglie, mestrina di 40 anni, che non è riuscita
risultano manifestare segnali di inquietudine e di agitazioni tali da insospettire i carabinieri che al termine della perquisizione hanno recuperato 150 grammi di cocaina e 2 kg di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare una certa quantità di merce, con molta probabilità provento di furti, nonché tutta l'attrezzatura per forzare dispositivi antitaccheggio. I 2 coniugi sono stati arrestati e sono a disposizione del pubblico ministero di turno in attesa della convalida dei provvedimenti di custodia cautelare. La bambina è stata temporaneamente affidata a parenti. Restiamo a Mestre, dove nonostante l'abbattimento dei famigerati cubi, lo spaccio al Parco della Bissuola non si è fermato. A denunciarlo un comitato che chiede al comune altri provvedimenti come la recinzione del parco e il divieto alle biciclette. Sono trascorse un paio di settimane dall'abbattimento dei cosiddetti cubi al Parco della Bissuola, una scelta dell'amministrazione Brugnaro motivata con l'esigenza di togliere luoghi di nascondiglio per gli spacciatori e anfratti per l'occultamento della droga. Secondo il CMP a difesa del cittadino, che pur quella scelta l'ha fortemente caldeggiata, l'attività di spaccio nel Parco Mestrino continua comunque, e questo sostengono dal comitato perché alle demolizioni bisogna accompagnare altri 2 provvedimenti. Impedire che le biciclette possano transitare all'interno del parco. Perché? Perché i pusher e i loro galoppini le usano sia come vedete che come motore di consegna della droga, come pure deve essere chiuso il parco, così che gli accessi possono essere più facilmente controllati. Ci siano solo 2-3 entrate al massimo. C'è però anche un secondo fronte aperto dal comitato. Lo spaccio è condotto tra gli altri da persone senza fissa dimora e, sostengono, probabilmente irregolari in Italia che trovano rifugio in case abbandonate. Questo porrebbe una precisa responsabilità nei confronti dei proprietari degli stabili. Chiunque favoreggia a qualsiasi titolo la delinquenza di fatto ne è complice. Se in una casa abbandonata ci vivono gli spacciatori, è palesemente chiaro che chi glielo permette, chi glielo consente, commette un reato. Quindi noi avvisiamo per l'ultima volta: cari proprietari di immobili abbandonati, vigilate, altrimenti vi troverete le nostre denunce e ci costituiremo parte civile nei processi. Non solo droga, ma anche rapine, tante, troppe rapine a Marghera. Sentite. Rapina, questa è una rapina. Accadeva giovedì sera a Marghera. Soltanto poche ore dopo ci sarebbe stata anche l'aggressione a un uomo che rientrava a casa in zona Piazzale Giovannacci a Mestre. Sono andato a picchiare su un tabacchino a via Durando a Marghera e ormai non dicono più dammi i soldi. Prima picchiano e poi ci portano via i soldi. Un'escalation di atti criminosi, ben 13 da inizio dell'anno, e spesso si tratta di bande composte da 3 persone. Agiscono sempre a viso coperto da passamontagna, indossano guanti, impugnano purtroppo un'arma o un coltello. E poi le baby gang, ragazzini violenti contro negozianti e passanti, soprattutto bengalesi. Ultimo episodio proprio questa settimana. A casa mia sono venuti già 3 volte e ho dovuto ricorrere a riparare. I mani scossi, se. Dopo anni mia moglie dice: quella guarda sotto il letto, sì. Dopo anni, si figuri lei. Ho visto che di sera non è che sia tanto simpatico andare via magari da solo, specialmente le donne. Io mi sento sicura, vivo a Mestre da tantissimi anni, mi trovo tranquilla, giro serena da sola per le strade e sinceramente non mi trovo insicura. Penso sia più un problema di percezione e di allarmismo voluto. E in effetti negli ultimi 2 anni anche nel veneziano la prefettura registrava un netto calo del numero delle rapine, in linea anche con le altre province del Veneto. Ma questi primi 45 giorni del 2017 sembrano riportare indietro le lancette del tempo. Tanta insicurezza, quindi bisogna provvedere, non so in che modo, perché penso siamo allo sbando. Capitano tutto attorno a dove abito io, che abito in centro. E capitava così che una 50ina di residenti lo scorso gennaio si mettessero ad inseguire il ladro che aveva preso di mira un negozio di ottica di Viale San Marco. Esasperati dalle razzie continue in zona, lo avevano inseguito, accerchiato e bloccato. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci di nuovo in diretta, riprendiamo con l'annoso problema dell'assenteismo nel settore pubblico.
Purtroppo a livello medio nazionale noi abbiamo che nel pubblico impiego sono circa il 57% dei dipendenti che sono interessati da almeno un giorno di malattia all'anno, mentre nel privato si riduce al 34%. Praticamente nel pubblico 1 su 2 si ammala rispetto al privato dove si ammala 1 su 3. Serve un giro di vite, tanto più dopo i continui casi con tanto di video che mostrano la facilità con cui nel pubblico si, diciamo così, marca visita. Il Veneto non è esente, come il caso del dipendente dell'ARPAF pizzicato e filmato mentre se ne andava dopo aver timbrato a fare la spesa. Giudicato, ha chiesto di poter rimborsare il danno, ma i casi sono in aumento. I dati regionali ci dicono che negli ultimi 4 anni, ad esempio nel Veneto, c'è stato un aumento del 13% delle assenze dei dipendenti pubblici e solo il 2% nel settore privato. Quindi vuol dire che qualcosa che non va c'è anche nel Veneto, anche se va ricordato che la nostra regione è molto virtuosa. Serve un giro di vite, chiede la gente, e concorda sull'applicazione del sistema privato anche nel pubblico. Ci sono tanti furbetti, purtroppo, è una realtà. Quindi insomma è giusto applicare un po' le regole, almeno in parte? Sì, bisogna ovviamente vedere anche come vanno le cose, cioè non delle regole che ci deve anche rimettere chi lavora, delle regole giuste, fin là, fin dove si può già mettere in equilibrio questa situazione delicata. Il pubblico come il privato va bene secondo lei? Anche quello bisogna sapere, perché ci rimette anche il padrone, no? Purtroppo anche quello. E quindi ci rimette lo Stato nel momento in cui il dipendente pubblico è assenteista? Beh sì, oltre allo Stato anche noi. A Treviso, dove dopo le polemiche contro l'assessore Michelan, il sindaco Manildo corre ai ripari, nomina un nuovo assessore e apre la strada ad una nuova delega, quella sulla bellezza. Tutta la squadra davanti. Sulla carta c'è, ma di fatto l'assessorato alla cultura e al benessere urbano e alla persona non esiste più. Adesso si chiama rigenerazione urbana e riqualificazione dei quartieri. Così il sindaco Manildo alla presenza dell'intera giunta con il presidente di consiglio Franco Rosi. L'annuncio alle 12:30 a Cassugana, con cui formalmente Ofelio Michelan è stato defenestrato per lasciare il passo al nuovo assessore Marina Tazzer. Serve un impegno molto forte, proprio dicevo prima, per accelerare e concretizzare tutte le cose che ci sono in cantiere. Sono preannunciato l'arrivo di questi 15 milioni di euro per il finanziamento del bando periferie, dove c'è stato fatto un buon lavoro anche da parte dei nostri uffici. Bisogna continuare ad accelerare in questa situazione, sono risorse molto importanti da gestire. Nessuna epurazione, ma un innesto per contare su una nuova professionalità, rassicura il primo cittadino. Marina Tazzer, la conoscete, è laureata in pianificazione territoriale allo UAV di Venezia. Dopo il flop di Piazza Rinaldi e ultimo il cantiere a Santa Maria dei Battuti, di contro lui, il commissariato Michelan, da karateka qual è, incassa. Diamo tutti il massimo per il bene della città e dei cittadini, punto. Non ci sono altri discorsi. Già dirigente a Cassugana durante l'era Gentilini Gobbo, di poche parole anche il neoassessore, che però va di affondo. Forse era giunto il momento per fare qualcosa di più. Gli ex colleghi li conosco, i dirigenti li conosco e quindi penso che questo sia un valore aggiunto. E se la bellezza salverà il mondo, salverà anche Treviso, deve aver pensato Manildo, che nel valzer degli incarichi, tra le novità, ha evocato direttamente a se stesso proprio la delega alla bellezza. La bellezza intesa non come parola fricchettona, come parola che non dà significato, ma come un risultato e un metodo. Nasce un nuovo partito, si chiama Direzione Italia ed ha una sede anche a Treviso. Tutto nasce dal famoso patto del Nazareno, nel quale Raffaele Fitto, che è il nostro leader, coerentemente è rimasto al centrodestra e ha aderito in Europa al Partito dei Conservatori Europei. In Italia, con la convention nazionale di sabato scorso, in cui democraticamente tutti gli iscritti, erano più di 9.000 persone, hanno scelto nome e simbolo. E quindi il nuovo nome è Direzione Italia. Così oggi è stato ufficializzato il coordinatore provinciale trevigiano della nuova formazione politica che si colloca nel centrodestra italiano. Una lunga gestazione che tra i fondatori ha visto l'europarlamentare Remo Sernagiotto.
Siamo partiti quasi 2 anni fa girando le capitali europee e siamo stati in America e in Australia a incontrare i conservatori per far nascere in Italia il movimento dei conservatori riformisti europei. Tutto il percorso, sabato saremo al Palageox di Padova per il congresso regionale che verranno riconfermati tutti. Idee chiare sulle alleanze. Cerchiamo di aggregare tutti i moderati che non si ritrovano più ovviamente in Forza Italia. I programmi sono essenzialmente quelli di essere sempre alleati con Lega e Fratelli d'Italia nel centrodestra. Una convinzione precisa nella modalità di rapportarsi ai cittadini, che si condensa in uno slogan. Noi abbiamo uno slogan che è oltre la rabbia, perché quello che i cittadini oggi hanno è tanta rabbia, invece noi dobbiamo andare oltre questa rabbia e cercare di dare proposte vere, concrete e realizzabili. Al di là delle forme, definite la priorità nei contenuti dei programmi. Il nostro partito vuole imporre in Costituzione un tetto alle tasse, quindi avere tra imposte dirette e indirette massimo un 40% di imposte. I costruttori si sono dati 2 anni e mezzo di tempo per fare tutto questo, perché poi ritorni a essere un grande partito democratico e forse nel centrodestra il primo grande partito democratico dopo Tangentopoli 92-94. A proposito di scadenze elettorali, andiamo a Padova. Si chiamano i sabati delle proposte e sono iniziati oggi in un luogo che per anni è stato il simbolo del degrado a Padova, nervo scoperto di tante amministrazioni. Vianelli alla Stanga. Qui il comitato cittadino ha deciso di raccogliere le istanze dei residenti per migliorare il quartiere. Le mettiamo assieme e poi le formuliamo da proporre come un contratto, diciamo, l'abbiamo chiamato così, di quartiere per il candidato sindaco che vorrà sposarle. In mattinata già i primi spunti, a partire proprio dalla riqualifica del complesso Serenissima. Da più di 10 anni è risolta la questione della riqualificazione di Vianelli, delle palazzine. Il sindaco Bitonci più volte aveva annunciato l'avvio degli espropri degli ultimi appartamenti del complesso, diventato un monumento del degrado, ormai in balia di sporcizie e topi, ma nulla è mai partito. Il comitato Stanga aveva già dato la soluzione tecnica per poter andare all'esproprio, ma velocemente, senza far tante. Invece continuano a incaponirsi. Così come sono stati persi i finanziamenti del bando periferie che il governo aveva messo a disposizione e che Padova durante l'amministrazione di Bitonci non ha ottenuto. Abbiamo un campo di calcio qui in zona che abbiamo gestito quasi 3 anni e ha bisogno di un po' di luce. Per il momento l'unico candidato che si è detto disposto ad ascoltare le proposte del comitato della Stanga è Sergio Giordani. Auguri a Roby Baggio che oggi compie 50 anni. Buon compleanno Roby Baggio. Il mondo dello sport e non solo festeggia i 50 anni del calciatore forse più famoso e amato al mondo, e lui lo festeggia a modo suo andando a far visita, come si vede nel video postato su Repubblica.it, alle popolazioni terremotate di Amatrice e Norcia. Una visita con la famiglia organizzata in sordina una settimana fa per, come lui stesso ha raccontato, rendersi conto di persona della situazione, perché le immagini trasmesse non rendono. Prima tappa all'interno dei container che dopo il sisma ospita l'ufficio del sindaco di Amatrice, poi la sede di Radio Amatrice, la mensa nella tensostruttura della protezione civile, il pranzo con le persone sfollate e i volontari. Il pomeriggio invece lo passa con i ragazzi, prima però non poteva mancare una visita nella zona rossa, quella della devastazione. Un campione nel calcio come signore nella vita. Vicentino di nascita e Caldogno, il 18 febbraio di 50 anni fa a dargli i natali, comincia presto a tirare calcio a quella palla che lo trasformerà in una vera e propria icona sportiva. Poco più che quindicenne, era il 1982, comincia ad allenarsi con la prima squadra del Vicenza, a quei tempi in Serie C1. L'anno dopo il debutto, anche se in panchina con Vicenza-Piacenza, ma poi da lì non si è più fermato. Vicenza, Fiorentina, Milan, Bologna, Inter, Juve, Brescia e naturalmente la nazionale. I gol di notti magiche d'Italia 90, al rigore non tirato contro la sua ex squadra, la Fiorentina, ai tempi della Juve, a quel tiro alto nella finale del Mondiale del 94 a Pasadena. Un giocatore, un uomo che ha fatto scelte consapevoli e precise anche nella vita, con la conversione al buddismo, la comparsa di quel codino imitato dai ragazzini, la sua filosofia di vita, la ricerca della felicità in ogni giorno e dentro se stessi, con la capacità di donarla agli altri, la forza di rialzarsi ogni volta dopo i vari infortuni. A 13 anni ormai dal suo ritiro dai campi da calcio, l'effetto Baggio è ancora alto. A lui sono stati dedicati videogiochi, è stato invitato ad eventi, ha vinto un'infinità di premi, ma lui rimane sempre con i piedi per terra.
Timido, schivo, attaccato alla sua terra, oggi vive ad Altavilla Vicentina, lontano dai riflettori. D'altronde Roby è ormai un'icona, un simbolo dell'Italia calcistica. Dal Veneto è tutto, vi lascio al meteo. Buona serata. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Sarà una domenica all'insegna di qualche nebbia sulla pianura veneta e con cielo a tratti coperto sulle nostre regioni, ma stabile e asciutto. Nel dettaglio sul Veneto una moderata alta pressione continua a interessare la nostra regione. Tempo sempre stabile e soleggiato, salvo nebbie mattutine diffuse sulle pianure. Sole dominante sulle Alpi e sul Veneziano. Temperature massime previste tra 8 e 10 gradi, minime attese tra 0 e 4 gradi circa. Che tempo farà invece sul territorio del Friuli Venezia Giulia? Nubi irregolari sui settori centrali ma senza piogge, più sole altrove, nebbia sul Pordenonese. Temperature massime previste tra 9 e 11 gradi, quelle minime invece saranno attese tra 3 e 5 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, salvo poche nubi sparse sul Trentino più meridionale. Temperature massime in lieve aumento, previste tra 9 e 11 gradi, minime sempre fredde e attese tra meno 3 e meno 5 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo. I venti moderati settentrionali, localmente deboli, sulla laguna di Venezia. Questo aggiornamento è giunto al termine, l'appuntamento però è sempre qui domani con il meteo di Antenna 3. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.